Galata, capitolo 5. La libertà cristiana. Cristo ci ha liberato per ci fare campare veramente liberi. Mantenetevi perché essa sempre fermi rinda a questa libertà e non tornate un'altra volta sotto il potere della legge. Sentitemi buono, voi righi Paolo, se voi vi facete circoncidere, vi posso assicurare che Cristo non vi servirà a niente. Ancora una volta dico solennemente innanzi a voi, chi si sottometterà a chi l'urite la circoncisione avrà a mettere in pratica tutto quello che la legge comanda. Tutti quelli che a mezzo a voi si pensano e si servono mettendo in pratica la legge si trovano spartuti a Cristo perché non tengono più la razza sua. Noi invece che abbiamo sotto lo Spirito di Dio per mezzo della fede e aspettiamo di avere la salvezza. Perché quando siamo stati uniti a Cristo Gesù non conta più niente essere circonciso o non essere circonciso, perché conta solo la fede che ci fa campare dall'amore. Voi state camminando buono, chi vi ha fatto già impagare in la verità? Tutte quelle che vanno dritte per far cagnare i pensieri in due cervelli vostri, non viene certo a dire che vi sta chiamando. Ma barate a voi, perché non può che crescere fa crescere tutta la pasta. Ma per quello che importa a voi, o Signore, mi la fiducia, perché sono sicuro che non vi chiarrite nada via. Perché chi che sta mettendo a mulino in mezzo a voi sarà castigato, chi è chi è. Per quello che importa a me, frate mio, si ricessa che le circoncisioni ancora necessarie, tutte all'abreia. Oggi non mi guiderei più in da chi stu caso, a croce Cristo, non sarei più per loro un motivo e scandalo. Tutti quelli che stanno portando questi sconcerti in mezzo a voi, se ne chiedono tutto quanto a se fa castrare. Libertà e la carità. Frate mio, Dio vi chiamate in da libertà, ma non vi servite la libertà per fare tutte comode vostre. Anzi, lasciatevi accompagnare con l'amore di Dio e aiutatevi l'uno con l'altro, perché chi mette in pratica questo comandamento vuoi bene un frate tuo come a te stesso, mette in pratica tutta la legge. Se invece vi volete comportare come bestie furiose, mozzicandovi e strafugandovi l'uno con l'altro, ma barate a voi, perché facendo così vi distraete l'uno con l'altro. La carne o spirito. Appizzate buone orecchie, lasciate accompagnare lo spirito e così non vi metterete più a correre appresso a tutte che li smanie la carne, perché la carne tiene smanie, che sono contrarie a quelle dello spirito, e lo spirito tiene smanie, che sono contrarie a quelle della carne. Che si due forze stanno sempre in contrasto l'uno con l'altro, e così voi non potete più fare quello che volete. Se vi lasciate comandare lo spirito di Dio, voi non sarete più incatenati alla legge. E per tutti i profitti della carne, voi che conoscete già troppo buono, perché sono fetenzie, schifezze, debosciatezze, guasti, vizi, laverenze, idee, e fattucchiare, arruzzima, gelosia, raggia, imbruglie, spartenze, invidie, embriaghizie, debosce e tutta la di cose che state in queste specie. Io già ve l'ho giurata prima e ora voglio riggere un'altra volta. Tutti quelli che si comportano così non avranno mai un posto in regno di Dio. O frutto invece lo spirito è l'amore, la priezza, la pace, la pazienza, la concordia, l'amore carnale, la pietà, la giustizia, l'accortenza, il ruminio con la essa stessa. La legge certa non condanna mai quelli che si comportano così. E tutti quelli che appartengono a Cristo hanno fatto morire insieme con esso, chiudendolo in coppa a croce, la carne a loro, con tutta l'ardenza a loro che li smania che la llevano appresso. Perché se lo spirito è quello che cangia la vita, lasciamoci accompagnare lo spirito. Non giriamo più a utanza, non ci appiccichiamo più l'uno con l'altro e non teniamo più miria l'uno con l'altro.